Friuli Venezia Giulia unveils year-end triumphs. Governor Fedriga highlights economic growth, tourism success, and sustainable initiatives. Le misure che spiccano sono gli oltre 200 milioni per la sanità, ma anche l'intervento sulla natalità in Friuli Venezia Giulia. Sì, quasi 300 milioni di euro in più in sanità, 285 milioni di euro in più, e sulle politiche sulla famiglia confermiamo i 65 milioni di euro all'anno che guardano per esempio agli aiuti che diamo per gli asili nido, per le strutture degli asili nido, dote famiglia, dote scuola. A questi si sommano e sono ulteriori ai 65 milioni di euro, 10 milioni di euro per il trasporto pubblico scolastico, i 2 milioni e mezzo che diamo per quanto riguarda, anzi quasi 3 milioni per quanto riguarda gli over 65, ma questo si sommano 18 milioni di euro in 3 anni per quanto riguarda invece 2 nuove misure che coinvolgono le famiglie che hanno dal terzo figlio in poi con un abbattimento del mutuo di 20 milioni di euro e dall'altro le giovani coppie che vogliono emanciparsi con un prestito agevolato di 30.000 euro che viene abbattuto di 15.000 euro alla nascita del primo figlio e di 30.000 euro alla nascita del secondo.